Buongiorno da Sicilia 24, questi i nostri titoli. Monreale si è fermata per l'ultimo saluto in cattedrale alle 3 vittime della strage di sabato scorso. Folla dentro e fuori la chiesa, dure le parole dei parenti dei giovani uccisi, non può esserci perdono. Lampedusa, distrutto dalle fiamme un noto ristorante a Cala Croce, indagano i carabinieri, intanto sull'isola approdano centinaia di migranti. Ragusa si barrica in casa e aggredisce a colpi di mannaia gli assistenti sociali e i vigili intervenuti, momenti di panico ieri in centro storico. Sulla spiaggia di San Leone ad Agrigento scorre un fiume nero, l'associazione Mare Amico lancia un nuovo allarme. Il lungo ponte del 1° maggio baciato dal sole, folla di turisti in Sicilia, sino a domenica condizioni di tempo estivo. Il live del Banco del Mutuo Soccorso arriva in Sicilia dal 5 maggio a Catania, Palermo e Agrigento, una 3 giorni dedicata al tour Storie Invisibili. Calcio, il Palermo trafitto ancora in casa, stavolta ad espugnare il Barbera il Sud Tirol. Nonostante la sconfitta, i rosaneros restano sesti in classifica. Serie C, domenica scattano i play-off nel mirino del Catania e il Giuliano, pochi dubbi di formazione per Toscano che può contare su tutti gli uomini della rosa, il Massimino atteso, il tutto esaurito. Ancora ben trovati, oggi l'ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli, Massimo Pirozzo, piazza gremita a Monreale. La rabbia e la commozione durante la messa che ha celebrato quest'oggi proprio l'addio a questi 3 giovani, ma sentiamo il servizio di Marco Gullà. Le bare di Salvatore, Davide e Massimo escono tra gli applausi, le lacrime di amici e parenti, ma anche di tantissimi cittadini monrealesi. In migliaia al Duomo assistono in silenzio durante la celebrazione di Monsignor Gualtiero Isacchi. C'è rabbia. Uno striscione campeggia dinanzi alla cattedrale che oggi doveva invece suonare a festa per il Santissimo Crocifisso. Basta con Gomorra e Mare Fuori, qui si muore davvero. Essere qui davanti ai corpi senza vita di Andrea, Salvatore e Massimo ci pone brutalmente di fronte alla gravità della situazione sociale nella quale siamo immersi, dice durante l'omelia Monsignor Isacchi. Perché tanta ingiustizia? Perché questa violenza? E vorrei che in questa nostra celebrazione ripetessimo quella parola che molte volte martedì sera durante la fiaccolata i nostri giovani hanno pronunciato. Giustizia. Monreale oggi si è fermata, negozi con le saracinesche abbassate, finiscono i funerali e le bare dei 3 ragazzi uccisi sfilano per le vie del paese. Commozione quando arrivano sul luogo della tragedia. Sul fronte giudiziario, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Calvaruso avrebbe agito insieme ad almeno 2 complici. Uno di loro sarebbe stato alla guida di una moto BMW GS nera, modello vecchio, e viene descritto da più testimoni come alto circa 1,90 m, con barba scura e folta. Entrambi, conducente e passeggero, avrebbero indossato il casco durante l'agguato. Uno di loro avrebbe detto di non sparare in aria, ma sulla folla. E sono state dure e toccanti le parole dei parenti delle vittime della strage di Monreale, dall'accusa alle istituzioni ritenute assenti, all'impossibilità del perdono. Anche il sindaco ha parlato oggi dicendo siamo in ginocchio ma non per paura. Sentiamo in uno stralcio queste dichiarazioni raccolte da Marco Gullà. Stato che ci devono ascoltare, perché quella sera non è possibile che non c'era neanche una pattuglia di polizia, perché tutto questo si sarebbe potuto evitare. Chiedo veramente, come è stato detto, alle istituzioni, quelli che ci comandano dall'alto, che non ho sentito soprattutto una vicinanza, niente, come se è tutto normale. È tutto normale per loro in Italia, tutto normale. Il fatto del perdono, che poco fa si parlava di perdonare,
Ma come si può perdonare questa cosa? Io vorrei capire chi è che perdona. Non deve neanche Dio perdona questo. E se oggi Monreale è in ginocchio, non è per paura, ma è per commemorare questi splendidi ragazzi, e per commemorare il coraggio che hanno avuto. Fiamme nella notte a Lampedusa, un incendio ha letteralmente distrutto un noto ristorante su Cala Croce. Indagano i carabinieri, intanto sull'isola approdano centinaia di migranti. Davide Sarto. Un violento incendio ha distrutto parte del ristorante Túnez affacciato sulla suggestiva scogliera di Cala Croce a Lampedusa. Le fiamme alimentate alla struttura in legno si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l'immediato intervento dei vigili del fuoco. I pompieri giunti sul posto in pochi minuti sono riusciti a domare l'incendio prima che potesse estendersi ad altre aree limitrofe. Tempestiva anche la messa in sicurezza di una bombola del gas prelevata e allontanata per evitare il peggio. Secondo una prima ricostruzione, l'origine del rogo potrebbe essere accidentale. A prendere fuoco con ogni probabilità sarebbe stata la cucina del locale. Sull'episodio indagano i carabinieri della Tenenza di Lampedusa, che hanno avviato accertamenti più approfonditi per chiarire ogni dettaglio. Un duro colpo per uno dei locali simbolo della movida estiva dell'isola proprio a ridosso della stagione turistica. E nel frattempo, nuova ondata di sbarchi a Lampedusa. In 10 ore approdati 670 migranti su barconi partiti dalla Libia. Un altro gruppo, salpato dalla Tunisia, è arrivato autonomamente. L'hotspot al collasso con 765 presenze. Alarm Phone lancia l'allarme. 25 persone in pericolo su un gommone alla deriva a sud dell'isola. Colpi di mannaia contro i vigili, contro assistenti sociali. Sono stati veri e propri momenti di panico ieri sera in centro storico a Ragusa, protagonista un uomo che aveva evidentemente bisogno in quel momento d'aiuto e ha reagito decisamente male. Veronica Barbarino. Si è barricato in casa armato di una grossa mannaia, minacciando chiunque si avvicinasse. Accade in centro storico a Ragusa, dove un uomo di 42 anni togolese, assistito dal servizio sociale, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha aggredito assistenti sociali e vigili urbani intervenuti per assisterlo. L'uomo, che vive solo, lontano dalla famiglia e con qualche problema di salute, era stato sfrattato dall'appartamento al piano terra di via Giambattista Odierna. Completamente fuori controllo, urlando, ha impugnato un macete, impedendo qualunque tentativo di approccio. A rendere la situazione ancora più critica la presenza nell'appartamento di 3 bombole di gas. Sul posto quindi sono accorsi carabinieri, polizia di Stato, vigili del fuoco e personale del 118. Con equipaggiamento antisommosse e manovre coordinate, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nell'abitazione da più parti d'accesso. Bloccato e immobilizzato, il 42enne è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Angoscia e preoccupazione, soprattutto per chi lì ci vive con dei bambini. Non è il primo giorno che vengono carabinieri e ambulanze. Io abito qua con le bambine, giustamente abbiamo avuto anche paura di questo, perché il primo giorno no, prendete il coltello, cioè ci siamo anche spaventati, giustamente, come è giusto. Abbiamo sentito più che visto. Nei confronti dell'uomo è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria eblea per i reati di violenza e minaccia nei confronti di pubblici ufficiali. Ancora fogna in spiaggia, andiamo a San Leone in provincia di Agrigento, o perlomeno sulla spiaggia agrigentina, dove è vero e proprio allarme ambientale. L'ennesima denuncia arriva dall'associazione Mare Amico, il servizio di Davide Sarto. È uno spettacolo indegno quello che si ripete da giorni sulla spiaggia delle Dune a San Leone ad Agrigento. Acque nere che fuoriescono indisturbate sulla sabbia a pochi passi dal mare, proprio mentre la stagione balneare è alle porte. A denunciare con forza quanto sta accadendo è Mare Amico. Il responsabile dell'associazione ambientalista Claudio Lombardo spiega di aver allertato tutti gli enti competenti. Anche quest'anno assistiamo al solito sversamento fognario che attraverso il vallone Canne nella zona delle Dune di San Leone fa arrivare le acque fetide in mare. La cosa grave di quest'anno è che nessuno sta intervenendo, è intervenuta soltanto l'AICA per dirci che i loro impianti funzionano e hanno ritrovato un livello di inquinamento elevatissimo in mare. Chiediamo un intervento per scoprire chi sta inquinando il nostro mare.
Un quadro sconcertante che lascia l'amaro in bocca. Intanto sulla spiaggia delle Dune la fogna continua a scorrere sotto gli occhi increduli di cittadini e turisti e il mare ancora una volta resta vittima dell'inerzia. E sul tema è intervenuto l'assessore regionale al territorio e ambiente Giusi Savarino, che ha dichiarato l'ARPA ha già risposto alle segnalazioni sullo sversamento di reflui fognari nella spiaggia delle Dune a San Leone, richiedendo alla Polizia Municipale di Agrigento di concordare in tempi brevi una visita congiunta sui luoghi interessati per risalire all'origine degli scarichi e non limitarsi solo al monitoraggio delle acque. Adesso ci occupiamo del meteo, del bel tempo, del sole, di temperature che in qualche modo si avvicinano molto a quelle estive, e così sarà contrassegnato il lungo ponte del 1° maggio che arriverà fino a domenica. Il servizio di Francesco Triolo. Il mese di maggio ha portato un primo vero anticipo di estate. Dopo un aprile piuttosto instabile, il mese appena entrato si caratterizza per un ponte lungo all'insegna del bel tempo, frutto questo anche di un campo di alte pressioni che abbraccia la regione. Tanto sole e peculiarità di questi giorni in Sicilia, un clima mite di giorno con massime anche oltre 25 gradi fino a domenica, poi un po' di instabilità pomeridiana, ma solo sulle aree interne e in particolare sul versante tirrenico e quello nord-occidentale dove si attenuerà l'alta pressione, una condizione che continuerà in linea generale anche per tutta la prossima settimana, anche se non sono esclusi occasionali locali temporali, soprattutto nella notte tra lunedì e martedì. Ma intanto possiamo goderci questi giorni di sole e temperature che favoriscono gite fuori porta e vacanze per chi ha optato per la Sicilia durante l'allettante ponte del 1° maggio. A Messina non si registrano nella giornata di oggi code agli imbarcaderi che sono attese per il pomeriggio e la serata di domenica. Oggi in porto non c'erano nemmeno navi da crociera e quindi la città è sembrata più tranquilla del solito. E adesso ci spostiamo a Catania, dove è stato in qualche modo presentato il nuovo comandante dei vigili urbani appunto della città etnea. La sua dichiarazione è stata immediata, ho il peso, ha detto, della responsabilità, così si è presentato alla stampa oggi. Sentiamo Tonino De Mana. Una camminata simbolica in via Etnea. Il sindaco di Catania Trantino al centro, il nuovo comandante della Polizia Municipale Diego Peruga e il suo vice Stefano Blasco ai lati. Inizia così il nuovo corso di una città chiamata a voltare pagina alle voci sicurezza, decoro, ordine e rispetto delle regole. Per farlo serviranno anche maniere forti, ovvero l'introduzione delle ganasce per debellare la sosta selvaggia. Lo ha detto senza mezzi termini Trantino, che ha anche annunciato il progetto di una metropolitana leggera per collegare Catania all'Interland etneo. Ora tutti sono chiamati a fare la propria parte. Questa Catania non può sostenere il modello di sviluppo improntato ai comportamenti del passato. È una città che vive nel caos, che è ultima nelle classifiche ambientali. Dobbiamo allora provare a invertire la rotta. Conclusa l'era Sorbino, Catania riparte dai nuovi vertici della Polizia Municipale. Vogliamo essere prossimi alla città di Catania, cioè essere presenti nelle strade, nei parchi, negli incroci, nei semafori. Quando si fa una sanzione, questo è lo strumento principale per fare la prevenzione. Arriveranno tantissimi vigili e a questo punto non ci sono più alibi, servono più controlli. Ed è quello che vogliamo fare. Lei arriva da Caltanissetta, si Paracadute è una città diversa, le tremano le gambe? Ho il peso della responsabilità di un ambiente sicuramente complesso e difficile, però vi garantisco che c'è grande determinazione e grande voglia di fare bene. Fondamentale anche l'apporto del suo vice, Stefano Blasco. Sarà proprio questo il compito, far trovare nuove motivazioni al personale anziano e soprattutto dare a loro il piacere di motivare i giovani. Nella città per la città, questo è lo slogan di presentazione, dove prevenzione e repressione dovranno essere l'antitesi per il riscatto di Catania. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi mostreremo sempre a Catania la mostra dedicata a Van Gogh. A tra poco. Siamo
Siamo tornati in studio, Arte nel cuore di Catania, con una mostra che rappresenta un viaggio nel tempo e nello spazio, nelle opere di Van Gogh che prendono vita grazie alla tecnologia. Un'esperienza perfetta per chi in questi giorni si gode la città da turista. Eva Spampinato. Immersi nelle opere di Vincent van Gogh, nel suo tormento, nel suo genio creativo, fin dentro il mondo e le ambientazioni che lui vedeva con gli occhi e viveva con il corpo prima di riportarle nelle sue iconiche tele. Nel cuore di Catania, all'interno della chiesa di San Giuseppe al Duomo in via Vittorio Emanuele II, a pochi passi dalla cattedrale, fino al 7 settembre si può visitare Van Gogh The Immersive Experience, un evento che rappresenta una vera e propria rivoluzione nell'approccio all'arte, capace di trasportare il visitatore dentro i mondi pittorici dell'artista olandese. Gli ospiti saranno prima circondati dalle opere che prendono vita, come la notte stellata sul Rodano, dove gli innamorati si muovono e le barche non sono ferme, ma vengono trasportate dalle onde. E poi arriva il momento di entrare fisicamente dentro la famosa stanza di Van Gogh grazie ai visori e alla realtà virtuale. Indossando questi occhiali, lo spettatore sarà catapultato, non senza un momento di smarrimento iniziale, nell'affascinante villaggio francese di Arles, dove Van Gogh ha trascorso alcuni dei suoi anni più intensi e creativi. Grazie alla multimedialità, lo spettatore diventa protagonista del racconto che scorre tra i colori e le pennellate di Van Gogh. Adesso andiamo alla musica, mancano pochi giorni e dal 5 di maggio il Banco del Mutuo Soccorso sarà protagonista di un mini tour siciliano che partirà da Catania per spostarsi a Palermo e ad Agrigento. Con storie invisibili la band torna con una trilogia dedicata alle storie che non fanno rumore ma che rappresentano il vivere quotidiano. Sentiamo Giusy Lazzara. Non mi svegliate, ve ne prego. Poesia e musica, quella del Banco del Mutuo Soccorso di ieri e di oggi. Mai finita la voglia di progettare, così nasce Storie Invisibili. Per Vittorio Nocenzi, leader e fondatore del banco, il racconto diventa una trilogia, con 3 album collegati uno all'altro, che danno voce alle storie che non fanno rumore. Nei testi delle canzoni ci sono uomini reali fotografati in momenti delle loro vite, nelle loro vicende personali o all'interno di periodi storici, per poter parlare di tutti noi, dei nostri tempi. L'idea nasce nel 2015, un anno molto duro per il banco, con la scomparsa di Francesco Di Giacomo e Rodolfo Maltese. La storia del gruppo però è pronta a rinnovarsi e a ripartire, con la voglia di progettare qualcosa di mai fatto prima. I concerti il 5 maggio a Catania al Teatro ABC, il 6 maggio a Palermo al Teatro Massimo, il 7 maggio ad Agrigento al Pala Congressi. Adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, ieri KO inatteso per il Palermo che è caduto al Barbera dinanzi al Sud Tirol, rosanero in vantaggio nel primo tempo, poi la rimonta della squadra ospite. Intanto sentiamo i particolari nel servizio di Marco Gullà. Ci risiamo, è quello che sicuramente avrà pensato il tecnico del Palermo Alessio Dionisi al triplice fischio della gara con il Sud Tirol. Vince la formazione di Castori per 2-1 e vince in rimonta. Il Palermo in vantaggio grazie a questo bellissimo gol di Ceccaroni nel primo tempo, nella ripresa spegne il motore e permette agli avversari di pareggiare e poi segnare la rete del sorpasso su rigore con Gori. Il solito Palermo che non riesce a mantenere il vantaggio, Dionisi sbaglia cambi e gestione del match. Rosanero che comunque restano sesti, le dirette concorrenti perdono tutte. Brutto risultato e un brutto secondo tempo, potevamo far meglio, non ci abbiamo creduto nonostante degli errori. Oggi siamo stati meno puliti, abbiamo fatto un discreto primo tempo, la cosa difficile era passare in vantaggio senza rischiare, e questo l'avevamo fatto, eravamo stati bravi e il secondo tempo
sull'1-1 ci siamo innervositi e non deve succedere. E dire che il primo tempo del Palermo lasciava presagire ben altro, soprattutto dopo questa rete di Ceccaroni su assist di Poyampalo. Purtroppo il gol non ha portato punti alla squadra, quindi c'è un grande rammarico, perché ovviamente a fine primo tempo ero molto contento, poi il risultato non ci dà una mano. Rosanero già a lavoro, domenica al Manuzzi c'è la sfida contro il Cesena. Andiamo al Catania che continua la preparazione in vista della sfida contro il Giuliano, primo scoglio nei play-off promozione. Domenica sera al Massimino, ricordiamo, si va verso il tutto esaurito. Sentiamo il servizio di Francesco Triolo. È un nuovo campionato, la fase dei playoff, il Catania lo sa bene, occorrerà avere la mentalità giusta per giocarsi fino in fondo le proprie carte. I rossazzurri sono considerati da tutti una delle mine vaganti della seconda fase. Si parte domenica sera alle 20 con il Giuliano al Massimino, primo scoglio dell'avventura playoff. Di fronte il Catania avrà una squadra che, pur calando nella parte finale della stagione regolare, ha sempre espresso però buoni numeri, mettendo a segno 51 gol, quarto miglior attacco del girone, dopo Potenza, Avellino e Crotone, ma anche subito tanto, 54 reti, peggio ha fatto solo il Latina. I rossazzurri arrivano sicuramente meglio alla sfida di domenica sera, ma nei playoff si sa, tutto si azzera. Toscano ormai da un paio di partite ha trovato una certa quadratura del cerchio e quindi non dovrebbe esserci motivo di cambiare proprio all'esordio nei playoff. Celli a sinistra, Inglese davanti con Jimenez e Lunetta dietro. Su questo l'allenatore rossazzurro ha lavorato sino a questa mattina. Dalla seduta di rifinitura e dalle parole in conferenza stampa del tecnico si potrà cercare di carpire qualcosa in più, come anche le sensazioni e l'atmosfera nello spogliatoio. Sul fronte tifosi c'è da registrare come dopo la fase di prelazione per gli abbonati sia partita la vendita libera. Si registrano poche disponibilità in curva nord e curva sud, che dovrebbero quindi presentare il tutto esaurito, mentre per gli altri settori ancora c'è un buon numero di biglietti a disposizione per chi magari non è in città in questi giorni e li acquisterà proprio nell'imminenza della gara. E adesso ci occupiamo della nostra programmazione, restiamo in tema perché oggi torna Preview condotto da Marco Carli, fari puntati sull'esordio nei playoff del Catania contro il Giuliano, con analisi tattica, le news, le opinioni di alcuni ex rossazzurri sulle possibilità della squadra di Toscano. Non mancheranno le ultime sul Messina che prepara i play-out, spazio anche al Siracusa che segue la promozione in terza serie e al calcio a 5 con la Meta Catania. Dunque tra pochissimo dopo la sigla parte Preview, io vi ringrazio per averci seguito, il telegiornale torna alle 19, a tutti buon pomeriggio.